Un tiro incolonnato tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud lungo la A13, un'auto che arriva e non riesce a evitare l'impatto. La tragedia si è consumata in un attimo mercoledì intorno alle 15:40, distruggendo un'intera famiglia. Non ce l'hanno fatta Maria Grazia Forgetta, 49 anni, e la figlia Gioia, 5 anni appena, morte nello scontro. Illeso il marito che era alla guida. Viveva ad Abano Terme la famiglia. Nella città la notizia si è diffusa rapidamente. Sono ore di profondo dolore per l'intera comunità di Abano Terme, scossa da questo fatto tragico che ha colpito una famiglia di nostri concittadini e a cui si stringe l'intera comunità aponense. Joy avrebbe compiuto 6 anni la prossima settimana. Dal 13 settembre con i suoi compagni aveva iniziato a frequentare la prima classe nella scuola primaria Edmondo De Amicis di Giarre. Il banco di Gioia oggi è vuoto, difficile per le insegnanti spiegarlo ai bambini. L'amministrazione con l'istituto scolastico sarà di sostegno e di supporto per ogni esigenza che ci verrà segnalata. È nostro dovere essere vicini sia alla famiglia che ai più piccoli, ai bambini che faranno fatica a capire chiaramente questo momento. La famiglia era originaria di Caserta, ma da una decina d'anni si era trasferita nella comunità termale dove era nata la piccola Gioia. Una famiglia che aveva scelto la nostra città, che si stava inserendo e chiaramente l'attività della scolastica è uno dei migliori strumenti per inserirsi e quindi chiaramente è una tragedia che colpisce tantissime persone della nostra città e in queste ore stiamo registrando proprio il dolore di un'intera comunità.